noi come DNA abbiamo una capacità creativa di innovazione che è estrema, l'abbiamo visto per come abbiamo creato il nostro marchio, prima Made in Italy, ma soprattutto come noi eccelliamo nel nord-est, nel Made in Italy. È chiaro che ora questo intervento 4.0 è un intervento con un motore molto importante che fa da volano per l'innovazione e quindi per gli investimenti, quindi per dare una spinta all'economia. Troviamo che il limite del 2017, che è il limite per il quale si può beneficiare del superammortamento, iperammortamento e le varie agevolazioni e incentivi, sia troppo stretto rispetto a quello che è un ciclo di innovazione di un prodotto, di un processo. Le competence center sono diciamo, il motore dell'innovazione per quanto riguarda le università. È importantissimo che noi imprenditori, tramite Digital Innovation Hub, che sono invece gli istituti diciamo, dedicati alla Confindustria, soprattutto alla Confindustria, per fare da ricettacolo delle esigenze delle imprese, trasferiamo ai competence center quali sono le reali esigenze delle imprese, in modo tale che loro sappiano indirizzare la ricerca e sviluppo e le innovazioni verso quelle che sono le nostre vere esigenze.